nostro programma è un sogno, è quello degli Stati Uniti d'Europa. Questa lista è stata fatta proprio per quello, per contrastare il populismo dilagante in questo Paese. Un sogno non in contrasto con quello dell'autonomia del Veneto, assicurano i candidati locali di Più Europa, la lista di Emma Bonino e Bruno Tabacci che corre in coalizione col PD. Non va in contrasto perché qui si parla di autonomia e non di indipendenza, questo è già una grossa differenza, anche perché questa è una terra che meriterebbe molta più autonomia di quella che c'è, perché comunque è il cuore pulsante dell'economia italiana. Nel programma della forza europeista un deciso sì all'immigrazione e un altrettanto deciso no a qualsiasi forma di protezionismo economico e di discriminazione. Noi italiani dovremmo sapere bene cosa vuol dire essere etichettati per qualche cosa che non sei. Cioè, io non sono mafiosa, io non sono pizza e mandolino, che sono una donna di cultura che ha girato il mondo, eppure per esempio in Germania a Dortmund non riuscivo a trovare casa in affitto nonostante lavorassi per la comunità europea, sono dovuta andare a trovarmela nell'area dei turchi perché da italiana non mi davano la casa. Non siamo ciechi e condividiamo parte delle critiche all'Europa di oggi, puntualizzano i candidati, ma la soluzione è cambiare questa unione alla quale è ormai impossibile rinunciare. Noi stiamo facendo una campagna per esempio per poter nelle elezioni europee, e questa sarebbe una vera integrazione, poter scegliere anche candidati francesi, tedeschi.